Capanabile più vuota, addio a Ivan Darmani, il gestore dello storico rifugio lungo la strada che porta al Passo Fedaia. Da tempo combatteva contro un cancro, lascia la compagna e 2 figli. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di lunedì 6 ottobre 2025. La notizia la troviamo sul Gazzettino di Belluno a pagina 3. Valpettorina in lutto per l'immatura scomparsa di Ivan Darman e per gli amici Ivan Billi, 52 anni, portato via da un cancro che lo aveva colpito da tempo. Personaggio molto conosciuto in valle non solo perché con la compagna Lara gestiva il rifugio Capannabila a 1750 metri ai piedi della Marmolada, ma anche perché era molto attivo nel sociale, era membro dell'associazione volontari Ambulanze di Rocca Pietore, ma il suo impegno era tangibile e puntuale anche nelle feste paesane e nelle manifestazioni che si tengono nel territorio di Rocca. Come una persona davvero esemplare lo tratteggia lo stesso sindaco di Rocca Valerio Davare. Per il comune quella di Ivan è una grave perdita, la sua figura va presa da esempio sia come imprenditore che come capacità di grande altruismo in tutte le situazioni. Nonostante il suo impegno nel settore turistico, quel poco tempo che gli avanzava, se c'era bisogno, lo impegnava nel volontariato, perché Ivan era molto legato alla sua valle e alla sua gente. Una famiglia di imprenditori, quella di Ivan, il papà Sebastiano Bastiana, sulla scia dello sviluppo turistico che aveva portato alla realizzazione della funivia della Marmolada. Vedendo l'aumentare delle presenze in valle, aveva deciso di realizzare nei primi anni 60 un piccolo rifugio lungo la strada 641 del Passo Fedaia, una scommessa fatta senza grandi risorse finanziarie alle spalle e senza senza garanzie che l'idea alla lunga avesse funzionato. Si usciva da un periodo molto duro, queste valli registravano un altro numero di emigranti ed erano pochi coloro che avevano il coraggio di investire sul territorio. In realtà proprio la presenza della funivia fu il volano che mosse il sistema economico e dell'accoglienza del comprensorio in tutte le sue sfaccettature, un potenziale che in effetti ha dato i suoi frutti nei decenni successivi, e Bastiana non poteva saperlo, ma l'intuizione fu esatta. Partì realizzando una piccola costruzione con una piccola cucina. Il piatto base era costituito da un classico della montagna, polenta e luganego. Che in famiglia ci fossero i geni dell'imprenditorialità è confermato anche dal fatto che, sempre sull'onda dell'impulso turistico legato all'impianto di Ristretta della Marmolada, i Darman aprirono anche un negozio di articoli sportivi a Sottoguda. Sebastiano ebbe 3 figli, Walter, Gianpietro e Ivan, che gestì la capanna dopo il papà. Proprio durante la gestione di Ivan, nel febbraio 2017, si staccò dalla Marmolada un'importante valanga che distrusse la seggiovia Capanna Bil Padon, sfiorò il rifugio lasciandolo miracolosamente integro. Ora toccherà alla compagna, Lara e ai figli Gaia e Adam portare avanti l'attività nella memoria di Ivan. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio nella chiesetta di Sottoguda. L'articolo è a firma di Dario Fontanive e lo troverete a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Ma diamo uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina di questo quotidiano bellunese. Si parla anche di sport, come richiamo sulla prima pagina. Domenica storta, la Dolomiti travolta al Vercelli, bellunesi sotto 2-0 al 29esimo minuto e un tempo intero in inferiorità numerica. L'approfondimento di Lazzarin da pagina 12 a pagina 13. La notizia in primo piano è quella che abbiamo letto poc'anzi, ovvero la morte di Ivan Darman, uomo della Marmolada. L'imprenditore, conosciuto per la sua attività alla Capanabile sul Fedaia, aveva solo 52 anni, era malato di tumore. La foto di copertina ci porta a Belluno capoluogo, successo per la proposta curata da Pomidottone, in 600 per le favole al balcone. L'articolo di Federica Fant a pagina 4. Altro richiamo a firma sempre di Federica Fant che è dedicato al territorio del capoluogo, pagina 5. Nevegal, l'inverno incombe nell'incertezza. La vicenda del laghetto artificiale del Nevegal sulla Grava, ancora non utilizzato, è all'attenzione dell'amministrazione comunale. Lo conferma il vice sindaco Paolo Gamba. Ci stiamo muovendo perché dobbiamo trovare la soluzione, e sono soluzioni di tipo amministrativo più di carattere burocratico. Non è che sia difficile, ma è necessario trovarne una che sia compatibile. Europa e superstiti, il Vajont si avvicina al 9 ottobre, l'approfondimento a pagina 2, e ancora alla Mon, quando l'anzianità diventa una sfida tra Miss Simpatia e gare di età, articolo che troveremo a pagina 7 del quotidiano Il Gazzettino di Belluno.
Ancora richiami dallo sport, dalla prima pagina, una grande festa del rugby giovanile per 400 giocatori al torneo in ricordo di Tano De Bona, l'articolo di Cavalletta, pagina 22. Calcio in eccellenza 1 punto su 6 per le squadre bellunesi, l'approfondimento a pagina 15. E ancora a pallacanestro, una doppia netta sconfitta per aprire il campionato di D. Sabato ha perso la JMV Feltre a Breganza e ieri la Maricel Valbelluna a Polpette con il Bassano, divari superiori ai 15 punti, l'articolo di Magni a pagina 23. Dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano riguarda l'alpinismo, patto sulle vie, montagna, appello a chi vuole aprire nuovi percorsi, usare chiodi e protezioni tradizionali, prima di partire confrontatevi con le guide. Documento condiviso tra i gruppi dolomitici, serve tanta manutenzione ma guai stravolgere, l'articolo di Dalmas a pagina 14. E ancora per quanto riguarda il turismo, Overtourism in quota, Calalzo dice no al bivacco ultramoderno, troppi pericoli. Il sindaco dice no alla proposta del CAI di Padova di realizzare una struttura avveniristica sull'Antelao o al posto del defunto Cosi. L'articolo a pagina 15. Alessia Forzin firma questo articolo invece a pagina 13. Belluno, i progetti, alloggi e campus per universitari in 2 ville da recuperare. Villa Fulcis Montalbana a Safforza e Villa Sartoria Sargnano potrebbero essere recuperate con l'apertura di informatica. Dal nord-est economia, Bonomi, Veneto ad alto potenziale ma adesso serve più coraggio. A nord-est ci sono diversi gruppi del grande potenziale, lo dice Andrea Bonomi di Confindustria. L'approfondimento nell'inserto speciale. La foto di copertina è completamente differente da quella trovata sul Gazzettino di Belluno, in questo caso riguarda la chiesa locale. In 500 a Frassenè per il saluto al parroco trasferito a Longarone. Ci hai dato gioia e luce, l'abbraccio delle comunità del Poi a Don Fabiano, il commovente abbraccio dei giovani animatori parrocchiali a Don Fabiano del Favero, che questa è la didascalia che accompagna la foto che vede, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, l'ultimo saluto di Don Fabiano alla comunità che per tanti anni ha seguito. Ancora dal bellunese, sport, Schiroli, il Grand Prix Sport Full parata di stelle a Croce Down, l'articolo di Tancon da pagina 38 a pagina 39. Da pagina 26 a 28 da Poian firma l'approfondimento riferito alla partita di ieri della Dolomiti Bellunesi, calcio di Serie C che ahimè affonda con la Pro Vercelli, finisce 4-0. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, ma prima passiamo all'interno del Gazzettino di Belluno, pagina 2, Vaillant, la memoria punta a ripristinare il ponte di Colomber nella giornata del superstite. Ieri spazio alla commozione ma anche ad alcuni progetti futuri come la pulizia dei cippi. Dopo la messa sosta davanti alle lapidi dei calciatori morti nella notte del disastro. L'iniziativa videomessaggio di Mezzola, l'Europa ricorda il 9 ottobre, sarà proiettato prima nella chiesa di Sant'Antonio, poi al cimitero monumentale di Fortogna. Altri approfondimenti quindi riferiti alla commemorazione del disastro del Vaillant. Siamo invece a pagina 4, notizia che ci porta nel capoluogo. Incanta la magia dei favole al balcone, oltre 600 persone tra adulti e bambini hanno preso parte all'evento che si è svolto in diversi punti della città. Da Ponte, presidente dell'associazione Pomidottone, le fiabe devono sviluppare l'immaginazione e aiutare ad affrontare le insidie che nasconde la vita. Ancora dal capoluogo Nevegalla, laghetto sempre in stallo, dei temi del Colle si sta occupando il vice sindaco, ma ora i tempi stringono per la stagione invernale. Il vice sindaco Gamba, servono soluzioni amministrative, ma ci sono anche provincia, SIB e altri enti. Notizia di spalle, bambina di 8 anni ustionata è stabile, le sue condizioni sono stabili, non ci sono novità sul bollettino medico della bambina di 8 anni rimasta ustionata dall'acqua bollente nella giornata di ieri. Al momento la piccola è ricoverata al centro grandi ustioni di Padova, dove i medici stanno procedendo a delle toilette chirurgiche, cioè la pulizia costante delle ferite per evitare che si formino infezioni. Non è in gravi condizioni, la prognosi non è riservata, ma ancora non c'è una data per le dimissioni. Per ora gli specialisti proseguiranno con le cure fino a che la bambina non potrà tornare a casa in tranquillità. Totem da 8.000 euro, soldi buttati via, non è così che si combatte il degrado, l'invettiva di Daniele contro la decisione dell'amministrazione. Articolo a firma di Giovanni Santin, articolo sempre dedicato al capoluogo bellunese.
Siamo a pagina 6, notizia dal Basso Feltrino, 7 ville, disagi per la rete Vodafone e noi continuiamo a pagare. Segnalati di servizi, manca il segnale nelle zone di Quero Vasse e Alano di Piave, coppe a rilento anche in comune, stanno aggiornando i programmi. Eleonora Scarton firma invece questo articolo di spalle, esercitazione tecnica per la protezione civile, sistemato il sentiero che collega Grum alla zona di Vignui, il sindaco Fusaro, il volontariato è fondamentale, un esempio concreto di senso civico. Ancora da Feltre, Claudio De Girardi a 99 anni vince il titolo di Miss Nonna Simpatia, ospite del centro Brandalise, partecipa al concorso nazionale a Castelfranco, sfida sul tappeto rosso e la giuria la premia. La vediamo in questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Miss 99 anni, Miss Nonna Simpatia, complimenti. E a proposito di donne anziane, a 109 anni Maria Luigia, la più anziana in provincia, notizia in questo caso che ci porta nel comune di Lamon. Siamo a pagina 8 del Gazzettino di Belluno, Voltago, l'abbraccio dei fedeli a Don Fabiano, prima in chiesa poi al campo sportivo il saluto commosso della comunità al parroco trasferito a Longarone dopo 9 anni, anche nel ricordo del sindaco Schiena, la conferma del legame profondo stretto con la gente soprattutto nei momenti difficili. Fare il prete non è solo dir messa e confessare, ma vuol dire anche essere al servizio delle persone, l'articolo a firma di Claudio Fontanive. Valle Cibiana, lo scuolabus acquistato dalla Proloco e mai usato, ceduto al comune vicino. E vediamo in questo scatto lo scuolabus della Proloco affidato appunto al comune di Valle. E ancora da Valle, piccoli contadini raccolgono le patate seminate alcuni mesi fa. L'articolo vi aspetta sempre in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alle notizie presenti sul quotidiano Il Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 13, è un articolo a firma di Alessia Forzin, recuperare 2 storiche ville, l'università apre un'occasione. Il complesso Fulcis Montalban, candidato a ospitare un campus, alloggi nell'ex proprietà Sartori. Ci sono immobili che raccontano la storia di una città ma che giacciono abbandonati in condizioni di degrado da anni. Parliamo di Villa Fulcis Montalban nel Safforze, splendido compendio immobiliare costruito nella prima metà del XVII secolo che dal 1976 di proprietà del comune e dell'ex Villa Sartori a Sarniano, immobile acquisito dal comune di Belluno nel 1984 con l'obiettivo di realizzarvi una scuola agraria ma che non ha mai visto uno studente. È costituito da una casa padronale e da una stalla confienile, complessivamente 457 metri quadrati usati anche come abitazioni diversi anni fa, prima che incuria e abbandono rendessero il bene inutilizzabile. Vediamo appunto i 2 siti abbandonati che potrebbero essere invece convertiti in abitazioni per gli studenti che frequenteranno la facoltà di ingegneria informatica prossima ad aprire i battenti nel capoluogo bellunese. Salviamo le 113 vie alpinistiche, l'appello dei gruppi: se servono manutenzioni ma non vanno stravolte, vanno usati chiodi e protezioni tradizionali, chi ne apre di nuove deve confrontarsi con esperti del posto, no a sovrapposizioni. L'articolo a firma di Francesco Dalmas ed è la notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi come notizia in primo piano. Noi invece continuiamo a sfogliare le pagine del Corriere delle Alpi, notizia che ci porta a Longarone, recupero del sentiero Colombert, c'è l'impegno a trovare le risorse, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo invece con pagina 18, notizia che ci porta a Longarone, non si trova la donna scomparsa, la cercano anche cani e droni, una ventina di vigili del fuoco e i carabinieri perlustrano il territorio da sabato. Doris Dall'Agno, a 54 anni, si è allontanata autonomamente da casa. L'articolo a firma di Alessia Forzin. Sono ancora senza esito le ricerche di Doris Dall'Agno, la 54enne di Longarone che i vigili del fuoco stanno cercando da sabato pomeriggio. Era stata la sorella della donna a lanciare l'allarme perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei e da qualche giorno non aveva sue notizie. Erano le prime ore del pomeriggio di sabato. I vigili del fuoco hanno subito messo in moto la macchina delle ricerche, hanno fatto partire l'unità di comando locale, installato il campo base nella sede del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Longarone. Alle ricerche hanno da subito preso parte uomini del comando di Belluno e i volontari di Longarone, presenti anche i carabinieri.
Non il soccorso alpino, pronto comunque a dare supporto con una squadra perché la ricerca si sta concentrando in ambito urbano. È qui infatti, fra il centro di Longarone e le frazioni immediatamente limitrofe dal paese, che il cellulare di Doris Dall'Agnola ha agganciato le celle telefoniche nelle rare occasioni in cui il dispositivo risultava acceso. Da Belluno, Piazza dei Martiri, Paperi di Laura, ora si cambia, sono in arrivo gli espositori. Il comune stanzia 7.800 euro per acquistare e installare 4 prismi in acciaio Corten. A Damiano ridiamo decoro rispettando la tradizione. Notizie brevi sempre dal capoluogo, riflettori sul tiro assegna un successo l'Open Day promosso dal comune, il progetto Olimpiadi, medaglia d'oro ad un territorio. E ancora De Carlo, il senatore, a Belluno nessuno è straniero, nuova sede della rete immigrazione. Pagina 19 del Corriere delle Alpi, un grazie agli angeli di Cancia, a cui tutto è di nuovo pulito. Il sindaco Bortolo Sala ha voluto offrire un pranzo ai volontari del Post Frana. Bortoluzzi, consigliere della provincia di Belluno, nessuno si è pianto addosso, la comunità ha lavorato fianco a fianco. Santo Stefano di Cadore, sospiro di sollievo, l'autoscala del Comelico è tornata a casa e sempre dalle zone di montagna del territorio bellunese siamo ad Agordo, si sente mare nella notte vicino al bivacco Bedin, soccorso escursionista. Notizie da Feltre, altri soccorsi, superati i 4.000, altra notizia, superati i 4.000 soci, sezione CAI di Feltre sempre più apprezzata, Zollette, siamo nella top 10 tra i non capoluogo di provincia, se troppe richieste per le gite è impossibile accontentare tutti. 7 ville, grande fine settimana alla Sagra della Zucca, prodotto valorizzato e ancora Cesio Maggiore in 350 a una notte da Guffetti per dare una mano all'asilo. Siamo sempre nel Feltrino, altre notizie che troviamo in questa edizione del Corriere delle Alpi. La prima a Feltre, gli alpini volontari ripuliscono il sentiero tra Grum e Vignui, Santa Giustina, affluenza elevata e buon giro d'affari alla mostra Mercato. Dalla rubrica Cultura e Spettacoli, Top Gun, molto più di un film, a 40 anni dall'uscita, da oggi a mercoledì nelle sale una versione restaurata in 4K, emblema dell'epopea degli anni '80, ha segnato le mode e lanciato Tom Cruise. Ma passiamo adesso alle notizie sportive. Prima di salutarci, all'interno di questa edizione c'è anche l'inserto dedicato alle economie del nord-est. Altra notizia invece riferita alla rubrica Giorno e Notte, spirito dolomitico verso l'estinzione, Agostini insegue il passato perduto. Un viaggio tra chiese, opere d'arte e persone che vivono la montagna. Nel nuovo libro La Vara segue le orme di Amelia Edwards. L'intervista è firma di Marcella Corrà. E adesso lo sport, spazio alla Dolomiti Bellunesi, purtroppo una brutta notizia, la Dolomiti va in gita a Vercelli, disastro bellunese con la Pro. La formazione di Nicola Zanini non costruisce nemmeno un'occasione da gol al Piola e finisce sotto per 4 volte. Approccio sbagliato e gravi disattenzioni nella fase difensiva hanno rovinato tutto. Alcides si fa male e la sua uscita è molto pesante, espulso Barbini. L'approfondimento è a firma di Gianluca da Poian. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo.